Al via stamani ad Agrigento, presso l'Istituto Enogastronomico Niccolò Gallo, il concorso regionale ABI Professional Sicilia. Il concorso si è svolto alla presenza del consigliere nazionale ABI Professional Domenico Randazzo e del coordinatore regionale ABI Professional Sicilia Antonino Santoro. Il concorso, strutturato in 3 categorie, ha visto il confronto di Agrigento barman provenienti da tutta la Sicilia. I vincitori di ogni categoria accederanno alle fasi nazionali che si terranno nel prossimo autunno. Oggi è il nostro 11° concorso regionale, naturalmente il finalista, i primi 2 finalisti che andranno al nazionale, che probabilmente si svolgerà in Valle d'Aosta. Sono veramente emozionato oggi a vedere tutti questi ragazzi, tutta questa platea di giovani, perché anche noi abbiamo iniziato dalle scuole alberghiere, quindi per noi la scuola alberghiera è un punto fermo, è un punto importante, e quindi veramente sono emozionato a vedere tutti questi ragazzi che ci seguono. Ecco, oggi fare il barman rappresenta un po' un lavoro di nicchia, ecco, un lavoro particolare. Sì, il nostro lavoro intanto è un lavoro molto impegnativo, quando gli altri si divertono noi lavoriamo, però come ha detto poco fa la dirigente bisogna farlo con passione, se si fa con passione tutto viene più facile e la stanchezza si sente meno. Sì, una giornata eccezionale perché è un evento che per la prima volta si svolge qui ad Agrigento, è il concorso regionale dell'ABI, dell'Associazione Barman Siciliani Italiani, e qui la delegazione chiaramente siciliana presente al completo, che oggi offrirà ai ragazzi, alla nostra scuola, l'opportunità di conoscere più da vicino la professione del barman ad alti livelli, logicamente. Questo ha un ruolo importantissimo, e il ruolo è quello di motivare, di entusiasmare i ragazzi a una loro possibile futura professione, e lo faranno con la loro sapienza, con la loro esperienza, con la loro anche con il loro entusiasmo, che è tipico di chi, amando il proprio lavoro, vuole trasmetterlo agli altri. E saranno molto impegnati per l'intera giornata. Il nostro auditorium si è trasformato veramente in una vera e propria sala rappresentativa, e spero tanto che di queste esperienze possiamo farne anche in futuro, perché sicuramente per la scuola rappresentano un valore aggiunto, e la scuola dimostra ancora una volta di avere come obiettivo l'eccellenza. E oggi siamo qui, ci troviamo in questo istituto alberghiero Gallo, intanto per dare visibilità a questi ragazzi e cercarli di portarli in ambito lavorativo nella nostra categoria, quella dei barman, e infatti oggi cercheremo di coinvolgere questi ragazzi in una categoria speciale dedicata al nostro grandissimo presidente che si chiamava Umberto Caselli. Perciò partecipare per questi ragazzi giovani, diciamo, è uno stimolo, e cerchiamo di stimolarli ad amare questa professione e coinvolgerli per cercare poi di farli entrare nella nostra associazione. È un impegno, diciamo, notevole questo, è proprio un'arte, insomma, no? È un'arte, la mixologia, la decorazione, è tutto, diciamo. Bisogna anche sapere scegliere i gusti, le varie tendenze, insomma, non è semplice. Non è facile, bisogna sempre aggiornarsi, anche perché i prodotti che escono sono sempre tanti, diversi gusti, ormai, anche perché adesso la mixologia si è avvicinata pure alla cucina, si prendono molte cose dalla cucina, rosmarino, alloro, si fanno degli infusioni, dei giuni infusi, volte di tutto, poi si fanno degli homemade, dei cordiali, tutto. Ecco, come si fa ad arrivare a essere barman? Cosa bisogna fare uno studente? Intanto non si nasce barman, perché nessuno nasce con una professione del genere. Si diventa barman, bisogna essere stimolati. Questi ragazzi bisogna intanto che abbiano degli insegnanti che li stimolano, che li portano ad amare questa professione, che è la professione più bella del mondo.
E anche l'Associazione Italiana Sommelier di Agrigento presente a questa iniziativa, in che modo? Siamo stati coinvolti nella giuria degustativa che ovviamente valuterà semplicemente il gusto dei cocktail che verranno creati dai ragazzi. D'altronde la sinergia tra le associazioni barman e l'AIS ormai è consolidata da 2 anni di concorso Mixology a Sicilia in Bolle, che quest'anno ovviamente si ripeterà nuovamente, per cui la collaborazione è sempre molto attiva in queste situazioni, in queste fasi.